Marco, Dimmi tutto. ma la vuoi vedere una cosa? Cosa mi porti a vedere oggi, Marti? Vieni, non te lo dico, cioè, nel senso, non te lo anticipo. Siamo, Però siamo lontani, vero? siamo lontani. Però non ti faccio vedere tutto, Mhm. perché secondo me sarebbe bello farlo. Proprio un bel video apposta dedicato. Quale? Ti voglio far vedere solo un particolare, una cosa che secondo me ti farà emozionare. Ah, io. Vieni, Marco. Mamma mia, che bello. Marti, fai vedere anche a loro Guarda, cosa guarda là siamo. sotto, guarda. È quello che devi vedere. Faccia così, guarda, to. Portali dentro anche. Vi accompagno io è la prima Eh, volta che lo vedo, quindi vediamo un po'. È una nicchia. no? Oddio. No. Giriamo. Da-da. Vano scala. È bello ripido. Però poi guarda, si alza praticamente subito. Wow. Però si blocca dopo un po'. Oh, qua non posso andare oltre, vero? No, c'è il crollo lì, Marco, poi. Sì, Certo, ti ricordi col drone che si vedeva quel vano con un crollo? sì. Quello lì, che portava praticamente per pieno di sopra. È un rarissimo esemplare di scala ancora praticamente integro. Quindi guardate com'era fatto qua. Questa è la patria dei ragni. Guarda qua sopra. Ritorno, Torna con noi. Qui davanti c'è il cortile interno. E quindi questo allora o porta a un altro corridoio che poi va, non lo so, da est-ovest, lungo magari un parametro murario, oppure porta al cortile interno. Però guarda che bello, cioè, quanti filari sono? Qui quanto saranno? 3 metri sarà di altezza? Sì, però se lo contiamo da sotto è più di 3 metri. Qui ci sarà almeno 1 metro di accumulo di pietre. Ok, chiudiamo così, Marco. Il documentario della Nuraghe glielo facciamo vedere in un'altra occasione. Ok?